Ho avuto un libro a 18 anni, l'ho letto e da allora mi sono innamorato di questo libro, che secondo me è il più bel libro che abbia mai letto. È una collezione di quasi 500 pezzi di tutto il mondo. Ho il solito trucco che invito tutti a portarmeli, poi li ripago e gli regalo uno di quelli che ho tradotto io in italiano e in dialetto locale. Un mio amico di Roma, Antonio Fragomeni, ne ha 2200 pezzi, lo devo raggiungere. Il più grande collezionista, il secondo è Antonio Fragomeni, il primo è uno svizzero di Losanna che ne ha più di 2500 copie e che ha anche costruito un museo del Piccolo Principe con pezzi vari. Io ne ho pubblicati 3, uno con Sergio Zanzirolami in dialetto veneziano, lui è un veneziano di origine anche se abitava a Giavera o Nervese, adesso non ricordo di preciso. Adesso lui è andato a raggiungere il Piccolo Principe sull'asteroide B612, 2 anni fa ci ha lasciato ed è andato a trovare il Piccolo Principe. Prima ho tradotto questo in italiano dal francese, con le introduzioni, con dei commenti di alcuni personaggi importanti, tipo Fulvio Hervas, re de Canzian dei Pooh, Aldo Serena, il giocatore di pallone, Giuliana Sgrena, eccetera, eccetera. E poi l'ho tradotto, e questo qua è stato il lavoro più difficile insieme a mia sorella Teresa, nel dialetto locale qui di Caerano, Carean e Montebeuna. El fior un dì l'aveva vista passare una fia de gente coi cari, gli uomini. In sarà mi pense 6 o 7. Io ho visti tanto ma tanto tempo in drio. Ma non si sa mai onde catarli e il vento li porta in giro. Gli è senza radis. E per via de sto fatto qua, i seccata proprio mal. Addio la dita il principe Tosatel, addio la dita il fior.